Assessore Ceretta, lei è uno dei primi ad arrivare sul posto, abbiamo sentito anche la sua collega Romano, ci vuol dire un po', visto che ha visto da vicino la situazione? Ma è un disastro, sinceramente sì, vederlo per TV un conto, vederlo di persona è totalmente un scenario veramente apocalittico. È venuta giù una casa, per l'amor di Dio, però veramente non è un bellissimo spettacolo. Adesso le operazioni stanno andando avanti di sgombero per togliere le macerie e capire se effettivamente c'è ancora una terza vittima sotto. Come si sa già sono state estratte due vittime purtroppo, e adesso aspettiamo un po' di capire se è finita qui oppure dobbiamo aggiungere ancora una persona alla lista. Si parla comunque di una perdita, di una fuga di gas. Ma sì, a quanto pare ormai si sta andando verso questa teoria, questa ipotesi, anche perché è stato fatto proprio uno scavo sulla strada da parte di Acegas, che è il gestore appunto della rete del gas, per capire se non ci fosse stato qualcosa originato dalla strada e non dalla casa. La palazzina, di quello che abbiamo capito, era stata ristrutturata da poco. Sì, era nuova, insomma, ecco, per intenderci. Grazie.